Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici, riconoscete la chiesa alle mie spalle, siamo a 2 passi da Piazza della Loggia ed è la chiesa di San Giuseppe. Centro Anch'io. Incastrata e quasi nascosta all'interno di uno stretto vicolo che porta il suo nome a nord di Piazza Loggia, c'è la chiesa di San Giuseppe. Questa zona nel Medioevo era nota come Curia dei Fabi ed era il cuore artigianale e commerciale di Brescia. Purtroppo era anche in gran parte occupata da case degradate, orti, sedimenti e case di prostituzione. Quando i veneziani conquistarono Brescia avviarono la ristrutturazione e l'abbellimento della città, facendo aprire Piazza Grande, ovvero Piazza della Loggia. Quando a causa delle demolizioni volute dai veneziani per le nuove mura cittadine vennero demoliti i conventi di San Rocco e San Bernardino e il complesso di Sant'Apollonio, per risarcire l'ordine degli osservanti minori francescani, vennero loro donate il 22 febbraio del 1515 2 case della Curia dei Fabi e in quel luogo essi iniziarono la costruzione della chiesa di San Giuseppe, che divenne una delle più grandi della città. Alla chiesa vennero annessi tra il 500 e il 600 ben 3 chiostri. Il terzo chiostro, il più grande, che ospita un meraviglioso e grande albero di ciliegio, è dal 1973 la sede del Museo Diocesano di Brescia. Il detto di oggi è molto simpatico, è abbastanza conosciuto. 3 i lauri inuti de fa. Per tegale nus, fa via la nef, copà la gente. A tra pochissimo. Centro Anch'io. Ben ritrovati, 3 i laur inuti de fa. Per tegale nus, fa via la nef, copà la gente. Sentiamo i nostri amici qui intorno. Aia. Dunque, ci sono 3 lavori inutili da fare. Per tegare non lo so. Vabbè, fa via la nef. Ecco, mandar via la neve, pulire la neve, così. E l'altro? Copà la gente. Ci picchia, a uccidere le persone. Inutile, no? Ah, è proprio inutile, anzi, Bruttissimo. direi orrendo. Sono i 3 lavori inutili da fare. Inutile da fare. Brava, sei già al 6,5. Questo è difficile, te lo dico. Il primo, per tegale nus. Per? Va bene così. Fa via la nef. Fa via... Per la spazzare la neve? Brava! E quest'altro è facile, brutto ma facile. Copà la gente. Ammazzare la gente. Quindi sono cose inutili. Giusto, inutile. Prego. È strabrutto. Bruttissimo. Muore lo stesso, quindi è inutile ucciderla. Che le noci cadono lo stesso. E l'altro qual era? Fa via la nef. Perché la va via da sul? Signora, formidabile. Grazie. Quello delle nus non mi ha capito. Per tegale nus. Per tegà. Per tegà che la parola è dopo l'altro. Fa via la nef. Pulire la neve Copà la gente. e ammazzare qualcuno. Che robe inutili, no? Eh? Che robe inutili. Robe inutili? Cose inutili? No, insomma, inutili. Fa via la neve e se viene giù alta così devi pulirla. Però copà la gente no. Allora no. 3 sono le cose inutili da fare. Per tegale nus. Prego. Quelle le noci? Ecco, abbiamo un microfono, dobbiamo parlare nel microfono. Allora, abbattere. le noci? Batterle. Sì, ok, giusto, fare cascare. Poi, cascare. farle cascare. Sì, poi, fa via la neve. Spalare la neve? Tanto è un compito che voi non fate, no? No, mai. Lei lo fa, signora Elena? Sì, se voglio uscire di casa. Ma ci saranno uomini. Maritino, poverino, che... Sì, povero Tiziano. File di uomini che vogliono sparare la neve alla signora Elena. Copà la gente. Quello ammazzare la gente. Quello ci sono i carabinieri, devo stare attenti, non urliamolo. Cioè ammazzare la gente non conviene perché si muore da soli. Le noci cadono da sole e dopo l'altra Fa via la la neve si scioglie e va da sola. Signora, lei è un mito, mi adotta come nipote. Sempre in dialetto per forza. Allora è proprio vero che i 3 i laur inuti de fa, per tegale nus, fa via la neve, copà la gente, ovvero sono 3 le cose inutili
da fare nella vita, in realtà potrebbero essere molte di più. Per tegare nus, ovvero abbacchiare le noci, colpire con un bastone l'albero di noci per far cadere le noci appunto. Favià la neve, spazzare la neve, insomma fare in modo che si sciolga, e copà la gente, non ha certo bisogno di presentazioni perché purtroppo insomma siamo tutti destinati alla fine. Insomma, mestieri inutili, no? Stiamo sereni, stiamo calmi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima puntata. Ciao!